Pensiero del giorno, mercoledì 20 novembre. Lodare Dio nel creato. In te c'è la fonte della vita. Salmo 36, versetto 10. Questa parola della scrittura ci dice qualcosa di così importante e vitale da essere uno strumento di riconciliazione e di comunione. Innanzitutto ci dice che c'è una sola fonte di vita, Dio. Da Lui, dal suo amore creatore, è nato l'universo ed è diventato la casa dell'uomo. Egli ci dà la vita con tutti i suoi doni. Il salmista, che conosce la durezza e l'aridità del deserto e sa cosa significhi una fonte d'acqua con la vita che le fiorisce intorno, non poteva trovare un'immagine più bella per cantare la creazione, che sgorga come un fiume dal seno di Dio. E allora un inno di lode e di gratitudine prorompe dal cuore. Questo è il primo passo necessario, il primo insegnamento che possiamo trarre dalle parole del Salmo. Lodare e ringraziare Dio per la sua opera, per le meraviglie del cosmo e per quest'uomo che vive e che è la sua gloria, è l'unica creatura capace di dirgli: in te c'è la fonte viva. Chiara Lubich, estratti dal commento della parola di vita, gennaio 2002. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.